La lingua corsa è verso un'australe in augiandiolina di l'universale. Quando è che avete imparato a fare la corsa? Dunque, di appena di un'immersione più o meno in famiglia, o piuttosto una sensibilizzazione con la famiglia, i media e poi i viaggi di noi, soprattutto per la musica, ma di liceo che qualcosa si è decidato e dopo c'è stata una grande volontà, quantunque personale, di francare un passo, di imparare e di va la mia. Quando la dublate a lingua corsa? Allora è vero che per via di un mio lavoro la dovrò più in un mondo professionale di un lavoro che forse in famiglia, di una posizione forse appena particolare nella società, ma l'idea è giusto appunto per via di un mio lavoro da dobrarla di più in più di maniera sociale, di maniera naturale in tutti i settori di vita in comune. Chi rappresenta per voi a lingua corsa? Questa lingua è proprio, come ho detto, verso un'australe in augiandiolina di universale, di a tempo qualcosa di assai intimo, qualcosa ci sono motivazioni che certe volte sono veramente in cuore, non si dicono mica o non si devono mica dire e che sono veramente importanti in una motivazione oppure in degli intoppi che certi hanno per imparare la lingua. Un po' non mica gomboleno mica, ma c'è qualcosa che li blocca e dunque è qualcosa di proprio nostro, ma a tempo c'è una responsabilità che è nostra, di noi, individuale e collettiva, di trasmetterla, di adobrarla, perché è di nostra lenza, se non c'è niente che augura sarà l'abbandono. E a tempo di noi, quando ho francato questo passo di lingua corsa, c'è qualcosa che si è sbloccato in me, pur a un piano identitario può essere, ma di noi, per la lingue, per l'apertura, una lingua di una lettura di un mondo, più ne abbiamo lingue, più abbiamo letture differenti di un mondo, più siamo ricchi di ciò che esiste nel mondo. Come dite la bene di a lingua corsa? Penso che l'affare andrà di meglio, già va meglio forse che non. La lingua investisce tutti i giorni, si vede ora, il CRDP, la televisione, l'altra istituzione, a scuola, non si è mai tanto parlato o corso in tutte queste istituzioni, forse meno un caruglio, ma abbiamo fatto un'inchiesta e vediamo che i meno di 25 anni parlano più corso che quelli di mia età. Dunque questo è un segno che l'affare avanza e dunque cioè continua, cioè investisce da altri spazi, non tra le nuove tecnologie, non tra tutto ciò che può esistere, soprattutto non c'è mica beura da dobrare la lingua, non è mai un blocchino, non è mai un intoppo, non è mai mettere niente accanto, al contrario, di guarda, a dirigere o do e a o di do.